L'Associazione Centro di Bioetica Evangelium Vitae, il gruppo Scienza e Vita di Agrigento e la parrocchia Santa Teresa di Gesù del Bambino di Agrigento, in occasione del 50° anno dell'enciclica di Paolo VI, organizza il convegno La Umane Vite 50 anni dopo. Tanti i relatori qualificati. Come mai questa iniziativa, Enzo Di Natali? Perché la enciclica di Paolo VI, Umane Vite, è un'enciclica profetica. Quando nel 1968 uscì questa enciclica, dopo il Concilio Vaticano II, scritta da Paolo VI, che brevemente sarà anche santificato, questa enciclica sulla famiglia e sulla vita umana, sulla procreazione fu contestata anche in ambito cattolico. Non mancarono prese di posizione nei confronti del pontefice di allora Paolo VI. Ebbene, a distanza di 50 anni ci accorgiamo che quell'enciclica fu profetica, perché sostanzialmente Paolo VI diceva: se la famiglia non si apre alla vita è una famiglia morta. Se la società non si apre all'accoglienza della vita umana, noi avremo una società di persone invecchiate, di una popolazione invecchiata, di una popolazione senza futuro. Ed è la realtà. Basta guardare quello che c'è in Europa, basta guardare purtroppo la nostra Italia, dove i bambini che nascono diminuiscono sempre di più, dove la popolazione diminuisce sempre di più, una popolazione che non ha futuro perché non ci sarà chi sosterrà un domani la popolazione che invecchierà. Basta guardare la formazione delle classi. Prima noi avevamo classi con 25-30 alunni, ormai la popolazione scolastica si è sensibilmente dimezzata. Allora Paolo VI con quell'enciclica cercò di coinvolgere il mondo cattolico, la società, ad aprirsi alla vita, a non essere dunque egoista.